ma che già cucinavo io. Oggi vi preparo una bella cacio e pepe, però che i romani non me la prendono, io devo utilizzare obbligatoriamente i prodotti che trovo qui a Parigi, quindi il romano, che è il prodotto principale, logicamente l'ho preso in busta, però se voi riuscite a prendere i formaggi proprio romani, beh, perché no? E quindi facciamo una bella cacio e pepe. Questo è pecorino romano DOP, no, AOP. Boh. E quindi facciamo una bella cacio e pepe. Questo qua, vediamo come va. Allora, vi faccio vedere i procedimenti, gli ingredienti sono molto semplici. Il pecorino, la pasta, gli spaghetti e il pepe. Voilà, primissima cosa, acqua e sale per cuocere gli spaghetti. Una padella dove adesso andremo a riscaldare la padella con del pepe dentro. Andremo ad aggiungere 3-4 mestoli di acqua per ottenere un brodo al pepe. Voilà, ovviamente quindi si chiama cacio e pepe proprio perché c'è anche una grande quantità di pepe, quindi non siate tirchi. Lo stiamo facendo tostare per riarrivarlo, quindi lui praticamente rinasce il pepe, quindi lo andiamo a tostare proprio giusto il momento che noi stiamo parlando. Ok, ed incominciamo a introdurre 3-4 mestoli di acqua. 1, 2, 3. Che facciamo andare praticamente in ebollizione per ottenere poi quindi il brodino di pepe. Voilà, allora adesso noi andremo a prendere un bicchiere per frullare, un frullatore a immersione, e andremo ad aggiungere questa quantità che sono praticamente 50 grammi. Non mi aspettavo che era più. Quindi 50 grammi sono solo per me, penso che penso che va bene, non lo so, tanto lo devo fare solo per me. Comunque incominciamo a mettere, ci stanno tanta gente che mettono pure il parmigiano, volendo. Penso che 50 grammi solo per me non lo so. Comunque mettiamo dentro, e una volta che il pepe, come appunto vedete, è arrivata quasi all'ebollizione, ok, quindi il brodo di pepe si è quasi fatto, possiamo spegnere sotto al fuoco, facciamo un poco raffreddare e dopodiché andremo a frullare con un frullatore a immersioni il cacio con il burro di pepe. Voilà, lo sto facendo raffreddare perché se lo mettete troppo bollente il pecorino si straccia, quindi bisogna farlo raffreddare un po', e quindi poi lo allunghiamo il formaggio con questo poco di brodo, e voilà, attendiamo un attimo che si raffredda e poi continuare. Ho preparato già il mio frullatore a immersione e continuiamo. Non aggiungete sale perché il pecorino è molto salato, l'acqua salata della pasta, quindi non aggiungete sale. Voilà. E quindi facciamo fare una cottura, normalmente sono quelli della Barilla che portano 11 minuti di cottura, e noi ne facciamo praticamente 8, e gli ultimi 4 minuti li continuiamo a cuocere nel brodo di pepe. Voilà, allora adesso che mancano 7 minuti possiamo iniziare. Si è raffreddato logicamente il brodo di pepe,
possiamo inserire una certa quantità di brodo e frulliamo. Voilà, guardate che bella cremina, eh? Quindi andiamo a far riposare la nostra cremina fatta. Adesso abbiamo messo sul fuoco un po' di acqua di cottura della pasta, quindi adesso mancano praticamente quasi 4 minuti ed andremo a continuare la cottura della pasta nella pentolina, conservando logicamente l'acqua di cottura, perché li andremo a mettere a fiamma abbastanza alta. Voilà. Quindi andiamo ad utilizzare questo fuoco e ad aggiungere un altro po' di acqua. Quindi andiamo a continuare la cottura sbattendo. Se non avete la forza fisica di risottare, sbattete così in modo che gli spaghetti cacciano il loro amido e quindi già si forma quella cremina naturale. Fate così. Una volta fatta è al dente, quindi la lasciate riposare in 30 secondi, dopodiché mischiate con la cremina che voi avete fatto forte e lasciate perdere adesso quei 30 secondi che si raffredda un po' la pasta, perché altrimenti il formaggio si straccia. Voilà, abbiamo introdotto la nostra cremina e noi in modo energico fate insaporire il tutto. In modo che è un po' troppo liquida, vabbè, comunque come la fanno a Roma, non la fanno a nessuna parte, dice proprio, comunque sarà buono, perché poi è buono, però sinceramente fa cacare. Voilà, fa veramente cacare, cioè proprio diventata liquida qua, orribile, però la fame mi spinge a mangiarla obbligatoriamente. Pregate per noi, pregate per me principalmente, che possa restare vivo ancora domani per crearvi altre straordinarie ricette. Comunque il piatto non è venuto bene, ma io lo metto lo stesso e le ammetto le cose. Comunque facciamo la prova, facciamo davanti a voi. Sa di pepe e di pecorino, questo è vero, però ci voleva la cremosità, no il brodo, annegata veramente nel brodo, il brodo di formaggio, il pepe. Non è male, però non è, fa cagare, però è buona, ma fa cagare. Voilà, viva la sincerità, ciao ciao a tutti.